Battute finali di questo settimo congresso di Confartigianato Oderzo Motta, un mandamento importante, con noi il presidente provinciale, perché con lei vorremmo tirare un po' le fila e quindi fare un po' un bilancio di questa giornata. Una giornata che è stata a nostro avviso molto particolare, perché solitamente i saluti delle autorità sono all'inizio e poi si sentono le esperienze degli artigiani tra bilanci e futuro. Qui abbiamo sconvolto le regole, era giusto che le istituzioni sentissero idee, proposte e bilanci degli artigiani della sinistra Piave. Sì, abbiamo un po' cambiato le regole, anche perché bisogna cambiarsi, bisogna innovarsi e quindi al di là dei convenevoli che dopo i politici vanno via, oggi sono rimasti ad ascoltare proprio i problemi dell'azienda e delle piccole imprese artigiane che noi rappresentiamo. È un congresso per cui si tira un po' il bilancio di 9 anni di amministrazione e si andrà a guardare al futuro con una nuova dirigenza. Quali gli auspici, quali gli auguri da fare? Sì, la sinistra Piave, quindi l'Opitergino Mottense, è un quartiere particolare della nostra provincia, in quanto che ci dobbiamo confrontare con una realtà che è il Friuli Venezia Giulia, dove le imprese al di là del fiume Livenza hanno tutt'altro che confrontarsi con la Regione Veneto e con l'autonomia che ha la Regione Veneto rispetto al Friuli Venezia Giulia, quindi anche con risorse diverse, per cui è una competizione molto più dura rispetto a altre realtà territoriali. L'augurio del presidente provinciale al futuro presidente di questo mandamento, in tempi che sono tutt'altro che facili. Ma l'augurio è che ci sia ovviamente una sintonia come c'è stata per il suo predecessore con la struttura provinciale, e questa è quella che ha permesso di portare a casa dei risultati, di portare avanti le battaglie dove ci sono state nei vari temi, dagli studi settori alla finanziaria, alla burocrazia e quant'altro. Il gruppo dirigente che verrà cambiato non del tutto, ovviamente ci sarà un ricambio ovviamente a stadi, questo permetterà la crescita di questi nuovi artigiani che affrontano questa sfida, che portano una maturazione anche all'interno dell'impresa, perché l'esperienza associativa è un'esperienza che fa crescere l'uomo, fa crescere l'imprenditore. Presidente Pozza, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per il suo prezioso contributo. Auguriamo chiaramente a tutti gli artigiani non solo un buon lavoro ma buona fortuna. Cronache Trevigiane questa settimana si chiude qui. Appuntamento alla prossima con tantissime novità dalla Marca. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.